Si apre il primo consiglio comunale di Piancastagnari di questa legislatura. Abbiamo ritardato un po' sperando che arrivi il dottor Michele Pinzulli, che doveva essere qui, ma noi abbiamo avuto dei problemi addirittura sulla strada e quindi per non ritardare possiamo iniziare con l'ufficio segretario, il dottor Pietro Bastra. Ci sono 4 punti all'ordine del giorno. Il primo è la convalida dei consiglieri eletti e il giuramento del consiglio, consultazione del giuramento del sindaco. Il secondo punto è la comunicazione delle componenti della giunta e del vice sindaco. Poi c'è la presentazione dei programmati l'attuale amministrazione e il quarto punto è l'elezione della commissione elettorale. Do la parola al vice segretario dottor Pietro Bastra per l'elenco di presenti. Buongiorno, benvenuti ai nuovi consiglieri. Allora, facciamo l'appello per questa prima seduta. Il sindaco Luigi Bagaggini, Franco Capocchi, Elio Cerone, Alessandro Conti, Elisabetta Penzi, Ennio Rossi, Enzo Piccini, Roberta Sancasciani, Massimo Santelli, Bruno Cornacchia, Alessandro Guerrini, Rossana Beatriz Ossù, Luciano Sbondi. Dato atto del numero orale si può iniziare la seduta. Convalida consiglieri eletti nella consultazione del 26/5/2019 giuramento del sindaco. Premesso che il giorno 26/5/2019 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del sindaco e del consigliere del consiglio comunale in applicazione del decreto legge 18/8/2000 numero 267, che ai sensi del comma 4 dell'articolo 38 del testo unico, i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti da parte dell'adunanza dei presidenti di seggio che si è tenuta in data 27/5/2019. Che il Consiglio Comunale, in base al disposto dell'articolo 41 del testo unico della legge, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti secondo la disciplina stabilita nel titolo terzo, capo secondo del testo unico. Richiamato in proposito l'articolo 2, comma 184 della legge 23/12/2009 numero 191, nonché l'articolo 1, comma 2 del decreto legge 25/1/2010 numero 2, convertito con modificazione della legge 26/3/2010 numero 42 e l'articolo di legge 14/9/2011 numero 148, l'articolo 1, comma 135 della legge 74/2014 numero 56, che dispongono la riduzione del numero di consiglieri comunali. Visto lo statuto comunale, dato atto che ai consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione, come risulta dalla documentazione agli atti, considerato che non risultano atti, segnalazioni di ipotesi di ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità fu operata sia nei confronti dei consiglieri che del sindaco, tutti i consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità per i casi di cui al capitolo 3 del titolo 3 del testo unico della legge numero 267/2000. C'è qualcuno che ha da indicare, qualora ne siano a conoscenza, questi atti di ineleggibilità e incompatibilità? Quindi, non essendo nessuno intervenuto,
risultanti eletti nella consultazione elettorale del 26 maggio 2019, come di seguito indicati, non risultando agli atti nessuna segnalazione di ipotesi di ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti. Lista numero 1, lista civica e Lore di Piano. Magazzini Luigi, nata a Piancastagnaio il 2/8/1951. Consiglieri eletti: Franco Capocchi, preferenze importate 47, Elio Cerone, preferenze importate 43, Alessandro Conti, preferenze riportate 106, Elisabetta Pensi, preferenze riportate 42, Ennio Rossi, preferenze riportate 142, Enzo Piccini, preferenze riportate 45, Roberta Sancasciani, preferenze riportate 96, Massimo Santelli, preferenze riportate 55. Lista numero 2, lista civica progetto comune, consiglieri eletti: Bruna Cornacchia, candidato a sindaco, 101 preferenze riportate, eletto di diritto. Alessandro Guerrini, preferenze riportate 101, Rosanna Beatriz Schulz, preferenze riportate 83, Luciano Prolli, preferenze riportate 60. Di dichiarare il presente atto immediatamente sì eseguibile l'articolo 34, comma 4 del decreto legge 18/8/2000 numero 267, considerata l'urgenza che riveste la sua esecuzione. Si procede alla votazione della delibera. Chi è favorevole? Chi vota a favore? All'unanimità, immediatamente esecutiva, chi vota a favore? Sarà un mandato lungo, di 5 anni, un mandato di nuove aspettative, di nuove speranze, di nuove realizzazioni, un compito importante, un compito difficile, un compito che bisogna portare avanti con il cuore, con la coscienza e in democrazia. La mia è una lunga esperienza da sindaco, dovrei dire faccio il nozze d'argento, è la quinta volta che giuro da sindaco
A fine mandato sono 25 anni di sindaco, una vita e una storia. Una vita e una storia da sindaco, perché io credo che nella mia esperienza umana, nella mia esperienza politica, l'esperienza da sindaco è l'esperienza più forte che ci possa essere, è l'esperienza più vera che uno può vivere, l'esperienza in cui uno deve credere di più. Io ho conosciuto ministri, onorevoli, ho conosciuto eccetera. Sono stato anche caposegreteria amministratore dell'ambiente, ho avuto dei ruoli importanti anche come caposegreteria del Presidente del Parlamento Europeo allora, ma devo dire che quello che incide in una persona, come ho sentito anche gli altri sindaci, è quello di essere sindaco di un paese, e specialmente di un paese a misura d'uomo, perché è lì che si capisce, si intende e si deve in qualche maniera sapere interpretare e vivere la quotidianità che è fatta di problemi, che è fatta di speranze, in cui uno deve saper interpretare e portare avanti. Questo è sempre stato, devo dire, un DNA che io ho avuto e mi è stato trasmesso dai miei genitori, dai miei nonni. Devo ricordare qui insieme a mio babbo Peppino, che a Castagnani conoscono come cattolico, Cappiano se ne soprannome. Mio babbo era chiamato il cattolico tra virgolette, per chi sa che cosa significa essere cattolico, uno che quindi nasce in una cultura che è la cultura di un uomo minatore, in una terra di minatori, in una terra dura, difficile, nasce in opposizione, devo dire, a quella che è la maggioranza sempre stata in questo paese, perché era un democristiano, cattolico democristiano. Oggi che mi ha insegnato quello che è, devo a lui, doveva a lui principalmente e a un'altra maestro di vita che è stato lo signor Girolamo. Il signor Girolamo era il cugino di Ronzello, anche loro figli di due fratelli minatori, perché in miniera c'erano tutti i colori di tutte le razze politiche, ma tutti si guadagnavano il proprio pane stando in miniera, con lo stesso diritto e dignità e libertà. 25 anni di sindaco. Le cose che ricordo ogni mattina, da quando sono sindaco di Castagnario, è che esco di casa e mia mamma, tuttora vivente, purtroppo questi giorni mi è dispiaciuto molto non votare, si è sentita male il giorno prima delle votazioni. Ogni giorno mi dice: oh Luigi, non mi far fare tutta figura, cerca di fare il bene. Cerca di ricordarti che devi fare il bene. Tra tutti i ringraziamenti, gli auguri che mi sono stati fatti, una frase forte, una frase che è uscita dalla mia famiglia, da un fratello. Ora ricordati ancora di chi è più povero, di chi ha più bisogno. Ora è il momento
momento di ricordarsi di tutti, di chi ci ha maltrattati, di chi non ci ha creduti, chi ci ha voluto bene. Ora è il momento della ripresa, di ripartire. Ora, mamma, forse spero non potrà dire di nuovo questo incitamento. Vai a fare il tuo dovere e non mi far fare brutta figura. Così comincerò di nuovo. E devo ringraziare la mia squadra, una squadra forte, una squadra che ci ha creduto, una squadra che porterà avanti questi 5 anni per trovare poi una persona che prenderà di nuovo il mio ruolo, un ruolo che deve essere forte, fattivo, un ruolo che insieme giocheremo questi 5 anni, perché lo giocheremo insieme questo ruolo con tutta la squadra. Un gioco che vuole fare di Bianca Stagnaio la principessa della Miata, in cui ci crediamo, in cui vogliamo portare i valori della natura, dell'ambiente, in cui vogliamo portare quello che è un clima di serenità, di tranquillità, di pace, di laborosità, di coscienza negli animi civili e nelle persone. E lo dico fortemente, anche se prima ho preso l'emozione, lo dico con forza, lo dico con carattere, quel carattere che qualcuno mi dice ha un caratteraccio. Bene, è meglio avere un caratteraccio che non avere il carattere. E questo carattere lo sfrutterò per fare quello che si diceva. Dovrò fare il bene di questa gente solo per questo, sacrificando la mia famiglia, la mia salute, e continuerò a farlo. Perché sono Bianca Stagnaio, sono nata a Bianca Stagnaio, ho le mie radici a Bianca Stagnaio che vengono da sempre. E se sono stato fuori, sono stato sempre per fare un dovere nei confronti della comunità, per quello che mi ha distinto, per i miei sbagli che ho fatto, per le mie debolezze, ma con il coraggio di portare avanti le mie idee e dare la libertà agli miei e degli altri perché se ne vita. Perché quello che ha garantito questo paese è stata la democrazia. Dopo la guerra siamo diventati un paese democratico. Io sono vissuto fortemente la democrazia di questo paese, pur essendo non molto vecchio, ma dal 54 in poi ricordo ancora quello che è successo all'attività dei togliati sulla Miata, ai problemi che ci sono stati. Invece questa deve diventare una terra di libertà, di coscienza civile, di benessere, come ho detto prima, cercando la collaborazione ma anche la permessa di tutti, la collaborazione ma anche la giustizia, ma anche la serietà, ma anche la serietà. Grazie e buon lavoro. Secondo punto all'ordine del giorno, comunicazioni componente, giunta e vice sindaco. Lascio la parola al vice sindaco che mi sostituisce in questo momento. Premesso che il 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale in applicazione del DPR 16560 e del decreto legislativo 58 vista la propria precedente deliberazione dell'Azienda per oggetto convalida dei consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 26 maggio 2019 e il giuramento del sindaco, visto l'articolo 46,2 del decreto legislativo 267/2000 che recita: il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui il vice sindaco, un vicepresidente, e danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, visto lo statuto comunica al Consiglio la nomina dei seguenti componenti della Giunta Comunale e del Vice Sindaco, per i quali non esiste alcuna delle cause di incompatibilità di quell'articolo 64,4 del decreto legislativo 267/2000, in quanto nessuno di loro è coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo grado del sindaco.
La Giunta sarà quindi così composta da Elio Rossi con deleghe conferite al bilancio, finanze e tributi, lavori pubblici, viabilità, patrimonio, rapporti demaniali, Elisabetta Benzi al decoro urbano, eventi e manifestazioni, pubblica istruzione, politiche sociali e pari opportunità, Roberta Sancasciani, turismo, cultura e sport, Franco Capotti, pianificazione territoriale e urbanistica, ambiente, forestazione, caccia e pesca, protezione civile. Viene nominato quale vice sindaco l'assessore Elio Rossi. C'è qualche... No, c'è da prendere atto. I consiglieri hanno preso atto della nomina? Io lascio il mio scranno al titolare, che rimangono solamente in vostra compagnia, ma le funzioni sono assunte dal segretario. Bene, contiamo il dottor Guglielmo Insulti, il segretario che riuscirà a venire, continuiamo il consiglio comunale. Grazie. Buonasera a tutti. Terzo punto all'ordine del giorno, presentazione di linee programmatiche di mandato 2019-2024. Del 18 agosto 2000, numero 267, che testualmente recita: l'articolo 46, elezione del sindaco e del presidente della provincia, nomina della giunta. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge sono membri dei responsabili consigli, dei rispettivi consigli. Il sindaco e il presidente della provincia nominano nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco, il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al Consiglio le linee pragmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Visto il paragrafo 18 del testo approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 12 marzo 2008, che testualmente recita: le linee pragmatiche del mandato. Il TUEL ha mantenuto l'obbligo per tutti gli enti locali di presentare al Consiglio i contenuti della programmazione di mandato entro il termine previsto dallo Statuto, quale primo adempimento programmatorio spettante al Presidente della Provincia e al Sindaco. Alla discussione consigliare ne segue una votazione, ma vengono annotate le posizioni dei singoli e dei gruppi al fine di poterne tenere conto nella redazione del piano generale dello sviluppo dell'ente. La valenza pluriennale del sistema di bilancio trova rispondenza nelle linee pragmatiche di mandato. Per garantire inoltre il rispetto del postulato della coerenza tra i documenti del sistema di bilancio, si suggerisce di articolare le finalità del mandato nei medesimi programmi che verranno sviluppati in chiave triennale nella relazione previsionale e pragmatica. Visto che l'articolo 25,3 dello Statuto fissa in 30 giorni dalla proclamazione degli eventi il termine per l'adempimento di cui è cenno la presentazione al Consiglio Comunale delle linee pragmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Quindi propone al Consiglio Comunale di prendere atto dell'avvenuta presentazione del documento del Sindaco come richiamato in narrativa e che viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. Allora, presentazione delle linee pragmatiche di mandato. Il sottoscritto Luigi Ragaggini, sindaco eletto direttamente dai cittadini a seguito delle votazioni del giorno 24 maggio 2014, in relazione al disposto articolo 46
sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge sono membri dei rispettivi consigli. Il sindaco e il presidente della provincia nominano nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco o un vicepresidente, che danno comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Entro il termine fissato dallo Statuto, il sindaco, il presidente della provincia e la giunta presenta al Consiglio le linee pragmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Visto l'articolo 25,3 dello Statuto fissato in 30 giorni dalla programmazione degli eletti, il termine per l'adempimento di cui accenno, la presentazione del Consiglio Comunale delle linee pragmatiche relative all'azione e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Fermo restando che tutte le attività amministrative sarà svolta in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, così come prescrive l'articolo 97 della Costituzione della Repubblica, per perseguire i fini determinati dalla legge e sarà retta da criteri di economicità, di efficienza, di imparzialità e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, così come previsti dalla legge 7 agosto del 90, numero 341, e successive modifiche. Programma elettorale che riguarda la lista civica e allora vediamo. Amministrazione. Il nostro simbolo elettorale è l'ora di piano, una scritta semplice ma che dà tutta la forza. Sentiamo con CS, intendono che si deve fare di Io, come volete. Come volete. Allora, siccome il documento è legato sia nel programma elettorale alla presentazione che il regolamento sia stato messo in cartellina a tutti, se ritenete lo leggiamo tutti, se lo date invece per assunto, perché ce l'avete, si può fare almeno degli altri che leggerlo tutto. Secondo la volontà ci riserviamo di dire qualcosa anche noi. Va bene anche non leggerlo tutto, ce l'abbiamo a disposizione. Sì, perché è soltanto una votazione, una proposta che si va a portare così come. Certo, sì. La libera non è la cosiddetta votazione, che chiede le proposte perché non era secondo il regolamento edilizio, il regolamento comunale del Consiglio Comunale della Cattaniaria approvato nella precedente amministrazione, non nella precedente nostra, ma addirittura quella precedente. Quindi se la diamo per letta, è proposta, così è, se no la diciamo tutto. Allora la per letta, allora è tutto l'ordine sarà proposto, perché come era, ripeto, alla presentazione della lista del nostro programma, presentato senza cambiamento in virgola, quindi si passa al testo al successivo punto all'ordine del giorno. Che è la nomina della commissione elettorale. La nomina della commissione elettorale è un adempimento di legge che si deve fare. Spettano nella commissione elettorale 3 componenti effettivi e 3 componenti supplenti, spettano alla minoranza un componente effettivo e supplente, alla maggioranza 2 effettivi e 2 supplenti. Però va fatta la votazione. Ognuno quindi può votare di persona un componente effettivo e un componente supplente. La minoranza si può scegliere poi, la maggioranza si sceglie. E la cartella per le votazioni bisogna nominare però gli scrutatori, uno per la minoranza e 2 per la maggioranza. Chi propone la minoranza come scrutatore?
Cornatia è uno scrutatore, l'altro scrutatore lo facciamo fare a un assessore, alla Roberta Sancasciano e a Franco Capocchi, Franco Capocchi e Roberta Sancasciano, scrutatore. Avete la scheda per la votazione, dovrebbe essere nel fascicolo. Nel fascicolo ci dovrebbe essere una scheda per la votazione. Nel fascicolo ha dato la delibera. Vedete 4 e poi passa da Claudia a Il sindaco non può votare in quanto è presidente della commissione elettorale, quindi il sindaco non vota. Cerone Elio e Piccini Enzo, Cornacchia Bruno e Rossana Marco Gesù, Cornacchia Bruno e Rossana Perez, Bruno Cornacchia e Rossana Perez, Bruno Cornacchia e Rossana Perez, Massimo Santelli e Alessandro Monti, Massimo Santelli e Alessandro Monti, Santelli Massimo e Conti Alessandro, Massimo Santelli e Conti Alessandro, Cerone Elio e Piccini Enzo, Elio Ceroni e Piccini Enzo, Ceroni Elio e Piccini Enzo. Allora, sono stati eletti come 4. Sono stati eletti come membro effettivo Ceroni Elio e Massimo Santelli e Cornacchia Bruno. Questi sono 3 effettivi, supplenti sono Rossana Beatrice, Conti Alessandro e Piccini Enzo. Bene, la seduta del Consiglio è chiusa e ci vediamo al prossimo Consiglio. Grazie e buona giornata.